Carissime amiche e carissimi amici di Geo TV Web, si susseguono gli ospiti illustri al Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia. Quest'oggi, oltre ad avere un grande allenatore, un allenatore vincente, abbiamo anche un grandissimo amico mio a cui mi legano dei ricordi stupendi ed è Mister Salvatore Cambria. Ciao Mister. Buonasera, buonasera. Accompagnato da Mister Sandro Maio, che anche a lui mi legano bei ricordi di gioventù, diciamo, anni 92, 93. Buonasera. Quindi anche lui è stato mio allenatore e quindi oggi sono veramente con grandi amici. Nino, Sono un contento. onore, eh? Sì, è come avere qua Cambria, Fresco allenatore e fresco vincitore del fresco campionato di vincitore prima del categoria con campionato il e Monforte. Monforte, che non è facile vincere un campionato come l'hanno vissuto, perché erano in testa, poi le ultime due giornate erano i secondi. E non è facile, non è facile. Siccome ha avuto nella sua squadra tanta gente d'esperienza, hanno superato questo problema. E poi alla fine hanno vinto il campionato con onore e con un tanto orgoglio per loro e per il paese di Monforte. Mister, mi sembra che già Rinaldone ha riassunto un pochino il campionato di quest'anno. Ma che dire, ormai lo sappiamo tutti, lo ripeto da diverse settimane, che eravamo una squadra costruita per vincere, non c'era bisogno che lo andassi a dire io, perché tanto lo dicevano da soli gli acquisti che abbiamo fatto durante l'estate. Però purtroppo, come dice qua l'amico Donia, non è mai facile vincere e magari molti danno tutto per certo e per scontato, ma il calcio non è così. Ti riserva sempre tante sorprese e soprattutto non ci sono tante componenti che poi devono camminare in sinergia. E noi abbiamo fatto benissimo per 7 mesi, perché alla fine, alla chiusura dell'annata, abbiamo fatto 24 giornate in testa al campionato, però è pure vero che abbiamo avuto un periodo un attimino dove abbiamo, diciamo, spento l'interruttore. Da lì forse io ho fatto una metafora con i ragazzi, siamo stati come quel pugile che ha vinto tutti gli incontri per KO e poi in un incontro subisce il primo pugno vero in faccia, vede il sangue e si mette paura. Quindi da lì è nato, diciamo, tra i ragazzi un po' di paura mentale, non più fisico o tecnico-tattica, però lentamente, con l'esperienza che hanno, la capacità che hanno loro, i campionati che hanno fatto, l'esperienza è venuta fuori e lentamente dal grande gruppo che siamo stati, perché siamo stati veramente un grande gruppo e non ci siamo mai disuniti nemmeno nei momenti di difficoltà, e lì si è capito la vera forza, perché poi la vera squadra si vede nei momenti di difficoltà, non si vede solo quando è bello e si vince tutti quanti. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo sano, un gruppo forte, un gruppo unito e alla fine l'abbiamo spuntata, ecco, questo è quanto. Dopo la sconfitta di Villafranca, cosa hai detto ai ragazzi? Ma guarda, Perché ripartire da lì penso era molto difficile mentalmente, specialmente. ma lì sono stato un po' bastone e carota, nel senso che li ho bastonati, nel senso che ho detto che quella di Villafranca non era la mia squadra, assolutamente no. Non era la squadra che io conoscevo, la squadra che doveva affrontare una partita così importante con gente d'esperienza e gente abituata a determinate partite, e io non ho visto la mia squadra lì l'ho bastonati, però è pur vero che poi ho dovuto usare anche la carota, perché bisognava andare lì di testa, nel senso che ho lavorato più nella mente dei ragazzi, nella testa dei ragazzi, cercando di fare capire che realmente ho trovato quell'input per dare motivazioni, che non era una cosa banale che il Terme Vegliatore andasse a incontrare il Villafranca nella penultima giornata di campionato. Evidentemente era un destino, perché in quella giornata il Villafranca poteva capitare anche una squadra che non aveva nulla da chiedere a questo campionato, e quindi noi dovevamo crederci, perché il Terme era una squadra che aveva obbligatoriamente bisogno di punti, perché doveva andare a disputare i playoff e soprattutto a non farsi prendere 10 punti di distacco dall'Orsa. E questa è stata la motivazione che ho dato, nel credere e non mollare mai. Però poi alla fine forse ho indovinato e fortunatamente ce l'abbiamo fatta. E anche nel preparare la partita sospesa per il 20 in 18 minuti, fare 2 gol. Allora, È diciamo stata che, anche, per me quella è un'impresa. diciamo Non è che facile. partivamo dall'1-1 Però e in quella settimana noi venivamo proprio da questa sconfitta e abbiamo dovuto obbligatoriamente preparare
questa partita con la consapevolezza che sapevamo che avevamo a disposizione 18 minuti e dovevamo dare tutto, lì non c'è da badare alla tecnica, alla tattica, a quelli che sono. Abbiamo giocato infatti la prima gara con un 4-2-4 in questo campionato, ma i 4 davanti erano realmente 4 attaccanti puri. E poi c'era anche dalla nostra il fatto che loro avevano già fatto delle sostituzioni, la regola dice che chi era stato sostituito non poteva più rientrare, avevano anche un espulso, quindi erano in 10 e alla fine, ringraziando il cielo, abbiamo trovato un gol subito che ci ha spianato la strada, da lì poi abbiamo controllato, gestito la gara e poi l'abbiamo chiusa, però dico, anche vincendo quella gara, quel giorno noi siamo stati secondi per l'unica giornata in campionato, siamo rimasti secondi a un punto dal Villafranca, ecco. Però Senza togliere a Villafranca. Assolutamente no, ma infatti ora mi ricollego a quello che dice signor Done, io l'ho detto in tutte le emittenti che mi hanno intervistato, in tutte le testate giornalistiche, che la grande corsa che ha fatto il Villafranca ha ridimensionato un po' quello che abbiamo fatto noi, perché se andiamo a guardare i nostri numeri sono stratosferici, noi abbiamo fatto 2 sconfitte, ok, 3 pareggi e tutte vittorie, con 74 gol, un capocannoniere, la seconda migliore difesa del campionato e di tutti quanti i gironi che ci sono in prima categoria. Sono stati loro che sono andati forti, non siamo stati noi che siamo stati lenti, ecco, questo voglio dire. Quindi un applauso a loro che realmente hanno reso questo campionato avvincente fino all'ultimo, perché altrimenti se non ci fossero stati loro l'avremmo vinto già con 4 e pure a 5 febbraio già. settimane Già a fa. Quindi febbraio. merito a loro. Poi guidate pure da un bravo tecnico, Nino Cannavò. No, là c'è tutta l'esperienza del mondo, ci mancherebbe anche una squadra composta da elementi di tutta categoria, perché magari molti miravano solo al Monforte perché aveva Dama, Dall'Oglio, Tricamo, Venuti e qualcuno che mi dimentico e via discorrendo, ma loro avevano un pacchetto di giocatori che l'anno prima avevano vinto un campionato di promozione con la Messana. Non è che erano una squadra sprovveduta, è tutta gente di esperienza, Cordima, Iovine, Buda, Gazzetta, Brancati e lo stesso Galletta Juniores. Una squadra, il portiere che è un portiere di categoria, loro avevano una squadra veramente, come Dio comanda, libero. Anche loro, quindi merito. È un grande allenatore, È un grande giocatore. assolutamente. Grande... Adesso io auguro a loro di fare bene, di arrivare anche loro dove meritano, non ci mancherebbe altro, anche se la lotteria dei playoff è particolare, è come andare a tirare i calci di rigore, è la stessa cosa. Però speriamo perché lo meritano, loro non me ne voglio mai. Una bella piazza pure Villafranca, Assolutamente. Mister Sandro Maio, da allenatore un giudizio su Mister Salvatore Cambria. Da prima calciatore di Sappiermarina, poi grande allenatore, Mister Maio, quindi di calcio. Tutto Giammoro ci vuoi. Giammoro. Certo, anni belli, passati con spensieratezza, con l'impegno, e come il nostro divertimento allora era solamente il pallone, oggi ci sono tutte altre cose. Un giudizio su Salvo Cambria, a parte lo giudico dal punto di vista calcistico, penso che sia un ragazzo abbastanza preparato, e lo ha dimostrato quest'anno. Pure piace a Sant'Agata, mi ricordo. Ma io prima lo conoscevo poco, quest'anno Adesso mi conosce di più, lo dico io, lui magari non lo vuole credere. Lui è un mio zio acquisito perché la mia compagna è la nipote di sua moglie. Ho avuto modo di conoscerlo, di apprezzarlo. Ho visto qualche partita pure loro, è un bel organico, una bella organizzazione, un elemento valido, e penso che darà i suoi frutti ancora. Con una carriera ormai possiamo dire ventennale, mister. 23 anni che alleno, sì, sono 23 anni. Perché ricordiamo l'epoca della Gualterese, Ho iniziato in terza categoria con la Gualterese di Soccorso Colosi. Sì. Una cosa all'improvviso, lui lavorava. No, io sono andato allora. Prima è andato per giocare. Agli sgoccioli, infatti. Sì. Poi niente, deve allenare. Poi già, no, quindi sono voglio stato dire, chiamato dalla società per allenare. Io non volevo nemmeno andarci, io allenare, ma non esiste nella maniera più assoluta. Soccorso, poi i ragazzi hanno insistito su questa cosa e la colpa, se oggi io continuo ad allenare, è dei ragazzi e di Colosi che mi hanno poi inculcato sta cosa. Da lì mi sono talmente innamorato che l'anno dopo sono andato subito a prendere il patentino da allenatore, pensate un po', e sono andato a Siracusa, e allora ero l'unico messinese
nel corso a Siracusa, ero l'unico là, erano tutti catanesi, siracusani, giocatori di spessore c'erano con me in quel corso che mi ricordo ora. È passato così tanto tempo. Dico, Però guarda, già all'epoca allenatore innovativo. Ci siamo divertiti, specialmente il secondo anno di Mister Campino. Prima ha fatto mezza stagione, Poche partite, però sono sempre poi entrato, l'anno l'ho fatto l'anno dopo una lotta serata contro vabbè, Juventus Club Santa Lucia. ma ci siamo divertiti, abbiamo fatto bene, Bel gruppo. un bel gruppo. Poi Uescala, Poi Vescala, poi San Papino, poi Sacro Cuore, poi Ciappazzi, Olimpia, Sant'Agata, secondo in Lega Pro con Antonio Venuto, Monforte, ecco, dimenticavo Monforte negli anni passati, anche Monforte un po' di tempo fa, Melas, adesso di nuovo Monforte, dico, quindi una carriera un po', non so se mi dimentico qualcuno, una carriera un po' travagliata, diciamo. Mi sono divertito, non posso dire niente, anzi sono contento. Adesso però non mi devo cullare sugli allori, come si dice, perché ancora abbiamo la Coppa da disputare e da domani riprendiamo di nuovo con gli allenamenti. e possiamo dire che Sabato sabato abbiamo programmato un amichevole qua a San Pierniceto contro il San Pierniceto, che è una squadra che stimo molto perché è una società nuova, rinnovata, che sta facendo bene, con un comune che li segue tantissimo, infatti lo dimostra anche l'organizzazione che c'è al campo, perché noi ci siamo già stati, abbiamo fatto un amichevole prima delle ultime battute. Infatti ha portato bene quell'amico, perché la domenica dopo c'è stata vittoria e pareggio. Ti svelo questo particolare, cosa che un allenatore non dovrebbe svelare mai, no? Io a inizio stagione feci un amichevole col San Pierniceto. Sì. Da quando abbiamo fatto l'amichevole con loro a Monforte, noi da lì abbiamo avuto una serie di risultati utili consecutivi impressionanti. Allora ho detto ai ragazzi, voglio tornare a fare di nuovo amichevole col San Pierniceto prima di queste ultime partite, chissà porta bene. L'abbiamo fatto nella settimana prima di Terme Vigliatore. Devo dire, ha portato bene anche devo dire che anche sarà stata una coincidenza, non lo so, però il fatto sta che ci ha portato bene. Quindi sabato sicuramente faremo un amichevole perché serve a noi, serve a loro che hanno anche la Coppa, ma soprattutto per festeggiare due squadre che hanno vinto il campionato. E poi l'amico ha portato bene anche a San Pierniceto dal primo anno, dopo 20 anni è salito in seconda categoria, dopo 20 anni di assenza dal calcio giocato. Comunque dico, voglio aprire anche una parentesi, perché poi non è corretto parlare solo di me, perché quando si vince bisogna anche dare i meriti, oltre alla squadra, ci mancherebbe ai ragazzi che hanno fatto un campionato strepitoso e li voglio bene tutti, ho instaurato un rapporto con loro, è un gruppo eccezionale che va fuori da quello che è l'ambiente calcistico, ma un plauso va fatto alla società che mi ha scelto, che mi ha voluto, al presidente Pagano che mi ha accontentato in tutto e per tutto, Pietro Vianni, anche Giampiero Cia che ha lavorato accanto a me spalla a spalla alla ricerca veramente di colpi di mercato, e non è stato semplice costruire una squadra quasi da zero, perché dall'anno precedente, quest'anno c'è anche da dire che c'era una squadra tutta nuova e non è facile assemblare dei ragazzi che vengono da categorie superiori e farli calare in questa categoria e metterli soprattutto tutti insieme, però fortunatamente ci siamo riusciti, e un applauso va anche al mio staff, perché è normale che se io lavoro bene durante la settimana i ragazzi lavorano bene, il merito è anche di chi mi sta accanto, di chi mi collabora, quindi di mister Antonio Gambadoro, mio secondo e preparatore dei portieri, come no? E quest'anno ho avuto l'aiuto inizialmente anche di Angelo Saia, poi per problemi personali si è dovuto allontanare per cose sue personali, e di Nunzio Mitili che si è aggregato e mi ha dato una mano anche lui durante l'arco dell'anno. Loro per me sono state due persone di grandissimo aiuto, di grande conoscenza di calcio entrambi, di consigli. Noi lavoravamo in sintonia, facevamo tutto nella maniera più giusta e corretta possibile per fare stare bene i ragazzi e farli lavorare bene, senza pause, senza interruzioni, cercare di fare, anche se prima categoria, delle cose che non hanno niente a che vedere con la categoria e lavorare in qualche modo in maniera professionale. Ecco. Quanti campionati hai vinto a Monforte allora? No, 2. A Monforte no, questo qua è il primo a Monforte. Il primo. La città di Monforte quello. Sì, esattamente. Questo è il primo, poi ho vinto a Sant'Agata, ho vinto alla Ciappazzi, ho vinto col Sacro Cuore, ho vinto col San Papino. No, non c'era più, non c'era più Padre Cotropia, e questa cuore già
non c'era più, era morto, era morto, già non c'era più. Io posso dire che tu a Monforte ne hai vinto un altro campionato. Quando hai portato la salvezza della squadra era come vincere un campionato quell'anno, perché era... Ah, mi parli di questo Sì, quell'anno io... Quando hai preso la squadra che era... Era una squadra che era praticamente ormai destinata alla L'hai salvato, retrocessione. quello era la vittoria del campionato. E è quello stato vale a quanto hai ragione, anche perché dico ora, parliamo, magari tutti pensano che Ambria allena solo squadre dove c'è gente titolata, non è così. Ho allenato anche squadre dove c'erano giocatori che nessuno conosceva e ringraziando il cielo, il lavoro, la collaborazione sono riuscito sempre ad ottenere i risultati che le società mi chiedevano. Quindi io mi sono sempre calato con grande umiltà, che è quello che gli altri magari non credono, sia con squadre di tutto rispetto, tra virgolette, che non erano super titolate, e con squadre che hanno, come quest'anno, con giocatori di altra categoria. Ma la stessa cosa mi è successa a Sant'Agata il primo anno, grazie alla buonanima del presidente Filippo Miracola, che mi volle lui allora per forza a Sant'Agata. Io sono arrivato a Sant'Agata il primo anno che la squadra era con 11 punti penultima, e allora c'erano 2 retrocessioni dirette e 4 play-out in promozione. Io ho preso quella squadra e il primo anno siamo arrivati a pochissimi punti da playoff, poi mi hanno riconfermato e l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. E se lei ricorda, quel campionato è stato un po' simile a quello di quest'anno, perché è venuta fuori il Torrecrotta, che è diventato una squadra pazzesca. Allora allenava Giannicola Giunta, amico Giannicola Giunta. Ma questa è la partita, e noi siamo venuti l'ultima giornata 1-1, l'ultima giornata a Torrecrotta, che loro dovevano obbligatoriamente vincere. Poi ho visto la partita io a San Filippo, Sant'Agata Filippese. Allora abbiamo vinto 1-0. Vinto 1-0 e quel giorno impressionante quello che c'era 8 anni fa, perché onestamente c'era un pubblico da Serie D, c'era non ricordo, 8 anni fa c'era la gradinata tutta piena, e dall'altro lato c'era il settore ospiti, che c'erano tutti i tifosi del Sant'Agata, e noi siamo andati sotto quella partita 1-0. All'inizio del secondo tempo ha segnato o Isgro o Leo, o Salvo Leo, che ora è al Milazzo, Salvo Leo. Poi abbiamo pareggiato fortunatamente a 5 minuti dalla fine, su una situazione che magari qualcuno oggi dice sì, lo dice perché ti è riuscita, no, su una situazione che avevamo provato in settimana su sta palla inattiva di giocare palla su Michele di Napoli, e che poi avrebbe fatto sta sponda per l'uomo che si inseriva da dietro, che si liberava, guarda caso batte il Zingales, palla su Di Napoli, arriva Ninni Carrello, gol 1-1, e siamo andati lì in eccellenza quel giorno. E poi il Torrecrotta con lo spareggio è andato anche in poi eccellenza. Fortunatamente anche loro sono andati in eccellenza. La cosa che mi inorgoglisce è che non me ne voglia mai nessuno a Sant'Agata, ma l'ultimo campionato vinto sul campo del Sant'Agata è stato vinto da quella squadra e da questo allenatore. Poi il resto sono stati tutti ripescaggi. Facciamo qualche... Come mai non c'è stata la conferma? Hai qualche rammarico quell'anno? No, io devo dire che sono stati 2 anni per me favolosi. Io Sant'Agata lo porto nel cuore. Meritavi, secondo me meritavi di... Purtroppo tu sai che nella vita il calcio ormai è diventato come la politica, no? Ecco, poi magari arriva, che ne so, quella coalizione nuova e vuole cambiare subito sindaco. Lì è successa la stessa identica cosa. È arrivata una coalizione nuova con un direttore sportivo nuovo, un direttore i suoi uomini. E hanno cambiato tutto, e poi però meritavi la conferma, secondo me, per quello che si è visto in campo, per meritavi quella chance quell'anno sicuramente, però è arrivata dopo, dopo un paio d'anni, ma appunto per questo ripeto, il Cambria non ha sempre allenato squadre e mi sono calato. Io dopo quelle vittorie sono rimasto un anno fermo perché ci sono rimasto male, e poi ho fatto quella vittoria di campionato di salvezza che dicevi tu qua a Monforte, e l'anno dopo sono andato in eccellenza a Terme Vigliatore, si sono andati in eccellenza lì, abbiamo fatto anche lì un buon campionato, poi è andato come è andato, però che dire. Vabbè, prima di chiudere ti faccio 3 domande secche. In questi 23 anni la gioia più grande che hai avuto, la delusione più grande che hai avuto, che anche se già qualcosina hai detto, e il futuro, programmi per il futuro. La gioia più grande credo che ancora debba arrivare. Sta bene. Ancora debba arrivare. Questo è quello che penso dentro di me, perché
nella vita bisogna essere sempre ambiziosi, anche se sappiamo che viviamo in un mondo dove purtroppo per noi è ristretto qua il calcio per emergere, per andare avanti, ma non ci Però, vediamo, non non ci porre vediamo di limiti. nulla, però qualche sassolino ancora me lo vorrei togliere, ecco, andiamo avanti, fin quando ho gli stimoli, le motivazioni, la volontà di allenare, ancora voglio togliermi qualche sassolino. E sono La sicuro delusione che- più grande, ma guarda, il calcio riserva gioia e dolore, come dice qualcuno, no? Non voglio parlare proprio di delusione perché il calcio come toglie dà, quindi alla fine le delusioni sono state compensate. Quello che mi manca forse è che ho perso 3 semifinali di Coppa e quindi quest'anno vorrei tentare di arrivare in finale. Ecco, questo sì, mi manca. E sarebbe pure bello fare un double, come si usa dire. Concludere in bellezza. Concludere. Non è facile, perché non è facile. E poi per il futuro. Il futuro, intanto pensiamo a questa competizione, poi ci sarà modo e tempo di sedermi col presidente Pagano e vedere se ci sono ancora le condizioni, i presupposti per andare avanti, se siamo sulla stessa lunghezza d'onda come lo siamo stati quest'anno, vediamo, però dico ancora per il futuro, aspettiamo un pochino. Diamo Ancora appuntamento ci a vuole. tutti di sabato, sai l'orario già dell'amichevole? Alle ore 16, Alle ore 16, Però, amichevole a San Pinicino. permettimi intanto Sì. di No, ringraziare sì, ora signor stai io- Donia, no, perché mi ha dato il piacere di venire in questo luogo meraviglioso dove qua si racchiude veramente la storia del calcio messinese e non. E Io qui sono mi impegno- onorato e orgoglioso di vedere qua foto di gente che hanno fatto la storia veramente del calcio delle nostre zone. C'è da inchinarsi a questi personaggi che vedo qua dentro, perché qua c'è gente, ora dico in dialetto, cupallone per davvero, sapeva stare per davvero in tuo campo. Qua c'è il calcio vero, il calcio, dove si può dire è nato il calcio in mezzo a queste persone. Sì. Quindi voglio dargli una grande baciata. Grazie, Perché lo grazie. ringrazio veramente, che è una persona umile, Ora- una persona presente, per quello che ha fatto c'è solo da applaudire. Ora mi Poi deve mio impegnare zio un soccorso qua presente- Colosi per avere la fotografia della Gualtierese e la mettiamo anche al museo. Mio zio qua presente, acquisito, che mi ha fatto compagnia e così ho avuto anche il piacere E anche lui. di avere per una volta nel calcio qualcosa assieme a lui. Un piacere tutto. Facci una bella foto. Facciamo. Insieme a Grazie me. Mr. Grambi, è sempre un piacere vederti, parlare con te e non finirò mai di ringraziarti per quel bel campionato che abbiamo fatto a Gualtieri, che è stata l'ultima vampata mia, diciamo, perché poi Hai dato l'addio. abbiamo sparato tutte le cose, è stato bello. Mr. Mai invece poteva avere 20 anni quando ho giocato con lui, quindi l'inizio e la fine ci può dire. Beh, c'è un inizio, c'è un Sì, si può dire così su È peggio. stato va. un inizio bello e una fine altrettanto Bello, bella. sì, devo dire è un crescendo. È un Nino, piacere essere qua. bella chiacchierata. Sì, una chiacchierata bella, Dell'amico, significativa. È una persona umile, come hai detto tu, e preparato. Ecco. Molto preparato. E se poi me lo dove? dice signor Donia, me lo No, prendo che tutto. c'è, Me lo no. prendo tutto. sto no, ragionamento. è la realtà. Sono i risultati che parlano. Qua È la realtà. I fatti. uno parla- parlando può anche imbrogliare, ma i risultati non I si risultati sono parlano il chiaro. frutto del lavoro settimanale, dell'aggiornarsi sempre, dell'essere sempre, non sentirsi mai arrivato, convinti No, di essere no, allenatore no. di chissà quale categoria, uno deve stare sempre con i piedi per terra, L'umiltà. lavorare e vivere le cose momento per momento, giorno per giorno, ma l'importante è sempre umili e E umili. basta. sì. E E va questo avanti è così. importante. Va bene? Grazie Mr. Gambria, grazie Mr. Mai, Grazie a voi. grazie Noddoni Un e non abbraccio finisce qui. grande. Impegno mio portare la fotografia che usiamo con anche. Mr. Gambria. Sì. 2002 doveva essere. Non me lo ricordo. Su per giù Può sì. essere, sì. Grazie e non finisce qui.